Euroregione.news. Costituzione italiana e maggiorenni codroipesi. Insieme a tutte le autorità militari e civili, la cerimonia voluta dal sindaco Fabio Marchetti, che grazie alla regione Friuli Venezia Giulia ha consegnato copia della Carta Costituzionale con il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin. A Codroipo, per la consegna delle Costituzioni dello Statuto di Autonomia ai ragazzi delle scuole dell'Inussio, è una giornata molto partecipata che ha visto la presenza di tutte le associazioni combattentistiche d'arme, dei rappresentanti delle forze armate presenti qui a Codroipo, dell'amministrazione comunale. È un momento, credo, fondamentale per i ragazzi. Ho sottolineato l'importanza, che non è solo formale ma è sostanziale, di ricevere la Costituzione, perché loro dovranno diventare i difensori di quei valori che furono scritti col sacrificio di molti, anche loro coetanei, durante la fine della Seconda Guerra Mondiale, nel movimento di liberazione. E quindi i ragazzi che, per sancire cose che oggi noi diamo per scontate come la libertà, la giustizia e la verità, hanno sacrificato la loro giovane vita per consegnare attraverso questa Costituzione questo testamento, questa responsabilità ai giovani, e quindi attraverso questo dono, questa consegna delle Costituzioni abbiamo svolto in qualche modo questo passaggio di consegne tra quei ragazzi che, come Calamandrei diceva, hanno scritto col sangue la Costituzione, e loro che nel futuro dovranno in qualche modo incarnarla, rendere attuale quei valori e quei diritti e quei doveri ai quali dobbiamo guardare con fiducia se vogliamo costruire una società più giusta e più equa nel futuro. La responsabilità è in mano ai giovani, a noi istituzioni, l'importanza e la capacità di poter in qualche modo riunire quelle che sono le valutazioni del popolo con quelle delle istituzioni. Dobbiamo diminuire questa distanza e anche attraverso la Costituzione rilanciare con forza la democrazia nel nostro Paese. Anche quest'anno abbiamo consegnato le Costituzioni ai diciottenni che hanno scelto di studiare a Codroipo, e di questo ringraziamo loro e le loro famiglie per una scelta educativa ma anche di territorio che ci consente di mantenere alto il nome della città di Codroipo anche per questo particolare settore di attività. Ho ricordato ai ragazzi che quest'anno andranno a votare, molti di loro, praticamente tutti per la prima volta, l'importanza del voto, che io dico sempre è sì un diritto ma deve essere un dovere, innanzitutto un dovere civico e civile, soprattutto per quanto riguarda anche un qualcosa di molto vicino a noi, che sono le elezioni comunali. Quest'anno c'è il rinnovo dell'amministrazione comunale dopo 11 anni di sindaco. Lascio appunto a chi riuscirà a vincere le elezioni, e la partecipazione è molto importante perché più gente andrà a votare, migliore sarà la scelta operata a favore del futuro primo cittadino. Non dimentichiamoci anche di 5 quesiti referendari. Proprio la Costituzione della Repubblica Italiana ci ricorda come siamo una repubblica proprio grazie a un referendum che sancì la vittoria per pochi voti della Repubblica sulla monarchia, e quindi l'importanza del voto anche per quanto riguarda la forma di Stato e la forma di governo sono assolutamente importanti, e anche in questo caso i referendum parlano di giustizia, sono 5 i quesiti, e ho invitato tutte le ragazze e i ragazzi a esercitare il proprio diritto / dovere civico di voto anche e soprattutto per questi particolari quesiti referendari in piena libertà. Da Codroipo per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news.